Bene, buonasera a tutti. Da adesso parte la diretta, si potrà vedere quante volte si vuole a questo incontro. Io mi associo ai ringraziamenti al Presidente perché è venuto questa sera qui e soprattutto a Luciano che è il factotum di questa riunione. Normalmente si legge il curriculum di tutti, il Presidente della Regione non ha bisogno di essere presentato, neanche il Sindaco, io sono Presidente, ma Luciano è stato mio direttore generale quando era a Pordenone e devo a lui anche la nomina a capo dipartimento. Insomma, è stato un onore averlo come direttore generale. Poi ha cambiato regione per un po', ha avuto un ruolo importantissimo in Lombardia, cioè era direttore del centro acquisti della regione Lombardia, nel Pirellone, lì mi ha fatto anche visitare, siamo andati su, guarda che dice questo, dice quell'altro, è stata molto, molto piacevole, ma soprattutto mi ha nominato, non ho ancora capito se era per stima personale o se era perché ero il meno come dice, agitato degli altri componenti teorici del Dipartimento. Ho il compito di ricordare alcune cose dell'AIOS, che è la più grande associazione laica e apolitica di series e volontariato nel mondo, è international proprio perché è in più di 209 paesi, sfioriamo 1,5 milioni di soci con 47.000 club. L'AIOS, il suo hashtag mi serve, siamo presenti in tutta l'attività del sociale, dalla salute, ambiente, scuola, soprattutto giovani, sport e comunità, e soprattutto si propone di proporre informazione e cultura con i meeting sono anche occasione per una raccolta fondi, anche se questa sera volete essere generosi, naturalmente accettiamo ogni tipo di donazione, e l'AIOS può essere un'ottima e unica occasione per molti professionisti o imprenditori di fare volontariato. Sto facendo scouting qua, visto che ci sono tanti imprenditori, ed è un'occasione in cui si può fare del bene e far crescere la società. L'AIOS San Daniele è stato formato da alcuni illuminati sandanelesi e del Friuli collinare nel 70, adesso abbiamo secondo me la necessità di rifondarlo con nuove energie. Anche qui abbiamo molte iniziative classiche, la prossima di assoluto rilievo sarà un'opera che verrà messa all'incrocio fra San Daniele e Revogna sull'Osovana, e questa sarà la donazione di un nostro socio onorario, che in questo caso diventa anche onerario, perché è un impegno economico importante, e sarà la nostra prossima opera. Questi sono gli incontri che abbiamo organizzato, abbiamo avuto Tirelli, sopra Cordevole, e oggi siamo con il Presidente, con Luciano Zanelli. Abbiamo fatto un bel concerto di Natale con il coro di Fante e un'iniziativa particolare sui Santi il 2 febbraio, un misto fra presentazione di quadri e spazi musicali. I prossimi appuntamenti sono il 11 aprile, sempre musica e quadri e pittura, poi avremo un incontro sullo sport con Eddie Orioli. Ci tenevo moltissimo a fare questo incontro perché lo sport è un'occasione per i giovani per crescere, per confrontarsi, per abituarsi a perdere e poi anche a vincere. E Orioli è anche un imprenditore, quindi è la sintesi di quello che uno deve fare sport, fare bene, imparare a fare le cose e poi applicarle e diventare anche un imprenditore di successo. Poi abbiamo un incontro con Gino Pozzo. La data è cambiata dal 22 maggio, sarà il 23 maggio. Naturalmente io avevo chiesto ancora 2 anni fa se mi faceva
un incontro e quindi l'abbiamo messo ancora prima che diventasse presidente. Ho detto per forza, se un relatore per il Lions è normale che sia presidente. E poi avremo un incontro sui gemelli con Angelo Floreo. Abbiamo un meeting anche il 13 aprile, una specie di per sviluppare il club, e il 30 aprile c'è il concorso musicale che serve per la raccolta fondi. Qui sono eventuali donazioni. Perché mi è venuta in testa questa idea? Uno, perché ho fatto l'università a Trieste, mi piace tantissimo Trieste, se avessi trovato lavoro a Trieste mi sarei tornato a Trieste, ma quella volta c'erano già una quantità enorme di oculisti. Già quella volta si parlava di cosa fare del Porto Vecchio. Alcuni mi hanno detto cosa c'entra Porto Vecchio con San Daniele. In realtà la parte turismo diventa sempre un componente più importante dell'economia regionale. Il Porto Vecchio potrà diventare appunto un nuovo gioiello della regione, almeno penso così, e San Daniele vive il turismo, la parte del turismo, quindi c'entra perfettamente vedere un possibile nuovo gioiello per attirare nuovi turisti, e quindi hanno fatto questo meeting. Poi sono curioso perché se viene fuori una cosa di cui non so contasse esperienza. Quindi darei la parola al conduttore, che è Pietro Manet, che dà un saluto. Bene, grazie innanzitutto, benvenuti a tutti voi, un benvenuto caloroso al Presidente Massimiliano Fedriga. È una presenza importante quella del Presidente, ci onora. Io non farò da conduttore, ma farò un pensiero iniziale a questa serata, perché questo tema a San Daniele, un po' l'ha detto già il Presidente Beltrame, oggi pomeriggio ero con dei colleghi sindaci e due di questi colleghi sindaci mi hanno chiesto: ma perché si parla di Porto Vecchio a San Daniele? E io gli ho spiegato, la prima battuta è stata: San Daniele c'entra sempre. In realtà è una mezza battuta, perché poi il sottotitolo è lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e una filosofia, un approccio allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e di tutti i suoi comuni, i suoi paesi, ed è l'approccio che ha il Presidente Fedriga e la sua giunta. A San Daniele abbiamo visto in 6 anni più di 53 milioni di euro di investimenti, opere in gran parte della città, molta rigenerazione urbana, l'acquisto del Monte di Pietà, a cui devo al Presidente, e dobbiamo tutti noi al Presidente, un ringraziamento particolare, un modo di rimettere in moto delle cose che erano ferme da tanto tempo, non solo cantieri, ma vuol dire attrattività, bellezza, innovazione, anche curiosità da parte di chi può venire nella nostra città a distanza di un anno, vede delle cose migliorate e cambiate. Fra le tante, il Presidente Beltrame ha toccato giustamente la parola turismo, che è un elemento importante per il sistema paese, per l'Italia, ovviamente molto importante per il Friuli Venezia Giulia. E giusto oggi ho sentito un'intervista del Presidente Fedriga dove raccontava dei numeri importantissimi del nostro scalo di Trieste, dell'aeroporto di Trieste. 6 anni fa, quando prese in mano la regione, eravamo meno della metà di quello che siamo oggi superiamo 1.600.000 passeggeri. Pensare che in 6 anni raddoppiano i passeggeri che puntano su Trieste significa anche che poi questi passeggeri arrivano dalle nostre parti e dobbiamo avere degli strumenti per attrarli, per attirarli. Quando si parla del Porto Vecchio di Trieste si parla di un punto importante della nostra regione, si parla di un investimento importante della regione, si parla di investimenti importanti dei privati, si parla di una città che pian piano tutti ci invidiano, arrivano le crociere, anche lì arrivano frotte di turisti. C'è stata la nave Vespucci 2 settimane fa, ha avuto un successone, ma c'è sempre un modo per tenere l'attenzione e gli occhi sulla nostra piccola regione. Poi noi siamo fortunati perché la regione è piccola, è graziosa e offre tante opportunità. Noi siamo in un territorio un po' più piccolo, quello del San Danielese, del Collinare, che a sua volta è una perla di questa regione, che offre di tutto di più, offre una parte ambientale importante, una parte culturale molto importante, offre delle opportunità di lavoro. Ieri con la regione c'è stato il Recruiting Day, hanno partecipato qui proprio a Monte di Pietà
più di 600 persone per 140 posti di lavoro, tante aziende di questo territorio, ed è stato uno dei recruiting day con maggiore successo. Cosa significa questo? Che anche il nostro territorio è molto attrattivo, più attrattivo di molti altri, e ci vuole un approccio. L'approccio che il Presidente Federica, ovviamente con tutta la sua squadra di giunta, ha avviato in questa regione da quando ha preso la responsabilità di governo. E la responsabilità sua di governo è anche il rapporto con i sindaci. Sono contento che ci siano tanti colleghi questa sera, che c'è il Presidente della Comunità Collinare, perché noi con la Regione abbiamo un dialogo su dei progetti che non sono una semplice opera pubblica, non sono una ristrutturazione, un marciapiede, una piazza, ma hanno un significato di più, hanno il significato di cercare di fare da volano alle nostre piccole comunità, quindi a cercare di far convergere su quelle opere, su quelle attività, diversi interessi. E anche qui un approccio molto importante, almeno per la mia personale visione, è il rapporto tra pubblico e privato, cercare di fare le cose assieme. Qui a San Daniele ne abbiamo fatte diverse, anche con delle imprese, tipo la Ex Lima, le Novis. Abbiamo fatto delle opere pubbliche insieme, cofinanziate, a servizio della comunità, in quel caso era un parcheggio. Se ne possono fare diverse altre. Sul porto di Trieste, ne parlavo prima con l'ingegner Zanelli, c'è un po' di tutto di più, c'è un po' questo tipo di approccio, fare in modo che ci sia interesse da parte di terzi per investire nella nostra regione, per creare posti di lavoro, per fare la nostra regione più bella, per renderla più competitiva. Chiudo con una nota sull'ingegner Zanelli. Io l'ho conosciuto quando lui era direttore generale dell'azienda sanitaria 3 Alto Friuli, Medio Alto Friuli qui in regione. Poi l'ho seguito, c'è un po' perso di vista, l'ho seguito però, essendo un abitante, un concittadino della Collinare, l'ho seguito un po' nel suo percorso. E quando ho saputo, abbiamo riallacciato i rapporti, siamo ritrovati, che da Milano tornava in regione, perché il Presidente lo ha chiamato, ho detto finalmente abbiamo riportato una risorsa sul nostro territorio. E poi quando ho saputo che gli è stato affidato questo particolare compito di commissario straordinario per il progetto Porto Vecchio, ho detto, il Presidente ha fatto il centro, perché conoscendo la professionalità dell'ingegner Zanelli, la sua dedizione, la sua anche visione, il fatto di guardare le cose, quindi io mi ispiro a questo, a lui, al Presidente, il fatto di provare a guardare i problemi da punti di vista differenti, di maniera che quei problemi diventino per noi, per la nostra comunità, delle opportunità nelle quali poi bisogna crederci, bisogna investirci e chiaramente bisogna farlo insieme, comune, regione, privato. Ecco, io credo di aver chiuso il mio cappello, di aver lanciato un po' qualche messaggio anche per l'intervento dell'ingegner Zanelli e poi per le conclusioni che sono affidate ovviamente al Presidente Federica, che ringrazio ancora una volta, e il mio grazie è veramente grazie a tutti i cittadini di San Daniele, perché sanno che l'apporto che la Regione dà al mio comune, al comune di San Daniele, è un apporto che ci ha consentito di fare delle cose veramente inimmaginabili. Però noi prima abbiamo immaginato qualcosa, abbiamo gettato il cuore al di là dell'ostacolo, ci abbiamo creduto e con noi la Regione ci ha creduto e le ha rese possibili pratiche. Grazie. Buonasera, dico la verità, sono un po' sorpreso e lusingato dei complimenti che mi sono stati fatti, ma vi ringrazio, non ho altro da aggiungere. Volevo solo fare una piccola precisazione in premessa riguardo al dottor Beltrame. Il dottor Beltrame non ha fatto, come nella mia abitudine, nel mio stile, nessun regalo. Al dottor Beltrame, quando l'ho nominato direttore di dipartimento, quindi alto professionista dell'azienda allora Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ospedali riuniti, l'ho nominato capo dipartimento, quindi uno dei 9 capi dipartimento dell'ospedale, perché gli ho riconosciuto una grandissima dedizione e partecipazione all'ospedale. Inoltre una bravura e una capacità tecnica riconosciuta ovunque, poi valutate anche le capacità di saper condurre un gruppo, perché aveva centinaia di dipendenti, quindi il saper condurre un gruppo. E da ultimo
l'onestà. Ecco, detto questo io partirei con un brevissimo video che è stato presentato sul Porto Vecchio, perché abbiamo presentato questo progetto all'Expo di Barcellona, al World Expo, sul Smart City e Smart Buildings, che dà una panoramica su quello che stiamo facendo a Trieste, quindi rende in modo plastico, diciamo, quello che è l'idea più dinamica. Dopodiché passerò al progetto specifico nostro e dell'area, quindi dal punto di vista tecnico di che cosa sta succedendo in Porto Vecchio, e poi le conclusioni e le considerazioni più generali tipiche della politica. E devo ringraziare il Presidente Federica perché ha saputo dal primo momento condurre molto lucidamente questa operazione, perché è a lui che dobbiamo dire grazie se il Porto Vecchio sta vivendo questa nuova fase, e poi ci saluteremo. Allora vi mostro il video che dura qualche minuto ma rende bene l'idea.
Eccoci, quindi avete visto in modo dinamico quello che succederà. Grazie. Questo progetto nasce perché rispetto appunto anch'io andavo all'Università a Trieste e nel 1982, presidente, 82, passando in treno dicevo, ma guarda che area immensa, già dismessa, ferma. E siamo arrivati al 2022, 40 anni dopo, e il presidente ha fatto i primi atti proprio per sbloccare, per sviluppare quest'area. Infatti qui è evidenziata l'area del Porto Vecchio in generale e qui da diverse angolazioni. Quest'area che è di 66 ettari, quindi 660.000 metri quadrati, praticamente in centro a Trieste, parlando con il Presidente facevamo alcune considerazioni. Io appena di rientro da Milano facevo sempre il parallelo con Expo Milano, 1 milione di metri quadrati, sì, ma la considerazione era stata, sì Presidente, ma noi abbiamo il mare, quindi questi 660.000 metri quadrati valgono molto, molto di più di Expo e affidata a Expo a Milano, dove l'area effettivamente stenta un po' a decollare, si sono dovuti fare degli investimenti pubblici significativi per far decollare quest'area. Ecco. Invece a Trieste sta riscuotendo quest'area molto interesse a livello proprio anche internazionale e è stata fatta una politica grazie anche al consorzio Ursus, un'idea sinergica delle amministrazioni di Trieste, ossia il sindaco di Piazza, quindi il comune di Trieste, la regione nella persona del presidente Federica e l'autorità portuale hanno costituito questo consorzio, Ursus così chiamato, per lo sviluppo di quest'area che governa tutto il progetto, tutto lo sviluppo ordinato di questa importante area cittadina. I settori si vanno a cercare gli investitori sul parterre internazionale e quindi è chiara la ricerca di un partenariato pubblico-privato, quindi il pubblico mette l'area, il privato ci mette i soldi e poi per n anni si vede che cosa si sviluppa. È tipico, anche noi, anche la nostra regione finalmente sta arrivando a queste forme, laddove in Lombardia e in altre regioni queste già da decenni che hanno trovato un grosso attecchimento, un grosso sviluppo e hanno portato sviluppo appunto a tutte queste regioni che abbiamo detto. I settori per cui si va gli immobili, questi immobili che sono stati costruiti dall'impero austro-ungarico tra il 1860 e il 1880. In 20 anni hanno realizzato tutto in modo, vedrete adesso, molto ordinato e con una logica veramente funzionale. Tutti i fabbricati sono vincolati, quindi abbiamo l'occhio di salvo, cioè la soprintendenza che è anche fin troppo, voglio dire, si intromette fin troppo in alcune questioni tecniche, tant'è che abbiamo avuto certi momenti anche di dibattito tecnico insomma, abbastanza accalorato. Ecco. Comunque noi le autorizzazioni adesso le abbiamo ottenute per questo progetto che vi illustro, e tutti gli immobili, i 20 magazzini e altri 12 edifici sono vincolati. Pensate che complessivamente qui di metri quadrati da ristrutturare ce ne sono quasi 300.000 metri quadrati. Questi sono i 4 edifici che abbiamo acquistato, che la Regione, che il Presidente ha acquistato, e sono praticamente, incominciando da destra, l'edificio 118, vedete indicato qui di fronte al Molo Terzo, dove verrà destinato ai nuovi uffici della Presidenza,
il magazzino 7, il magazzino 10 e poi di lato, e c'è una ragione che vi spiegherò, sulla piattaforma cosiddetta Adria Terminal, solo quella piattaforma lì sono 100.000 metri quadrati, c'è l'Hangar 21, è un discorso a parte che vedrete, molto futuristico, molto imprenditoriale, di grande sviluppo, è un'idea veramente stata intelligente. Allora il Presidente mi diceva, ma tutti questi fabbricati nelle città tipo Milano, per dire la città più intensa di fabbricati verticali, no? Se tu devi fare qualche cosa a Milano pensi subito a un grattacielo, cioè tutti questi piani messi in verticali. E noi qui abbiamo sviluppato l'idea degli uffici regionali concentrati in un unico sito, sì, li abbiamo messi tutti assieme, ma in orizzontale. Vedrete dalle immagini e capirete che c'è una stretta analogia tra l'una e l'altra realizzazione. Attualmente perché l'idea di concentrare gli uffici regionali? Ma ovviamente per razionalizzare le risorse che ci sono in gioco e poter spendere sempre meno e dare servizi migliori. Abbiamo 12 sedi, vedete i punti rossi, disseminati per la città, 12 sedi per circa 67.000 metri quadrati di uffici con 1.285 dipendenti. Da questa situazione, questo ad esempio è il Palazzo delle Finanze, uno degli esempi, e per cui ecco che stiamo anche lì cercando degli investitori internazionali, nazionali o internazionali, che credano e che possano riutilizzare questi immobili una volta spostati gli uffici in Portovecchio, diciamo gli uffici regionali, in un'unica sede, nei 4 puntini gialli, nei 4 gialli, possano utilizzare come credono alberghi, residenze, appartamenti, attività, insomma questi 12 fabbricati. I 4 fabbricati in questione sono questi, posizionati, queste sono le loro 4 fotografie, quindi come abbiamo detto magazzino 10, 7, il 118 e l'Hangar 21. Particolare è la distribuzione ordinata che vi dicevo dell'area. Vedete in alto l'area che è da 660.000 metri quadrati e la linea rossa. Ecco, se facciamo una sezione lì, praticamente vedete che ci sono 4 viali. C'è l'asse cosiddetto waterfront, cioè quello frontale rispetto al mare, l'asse cultura che poi è stato rinominato come viale monumentale, il parco lineare e poi l'asse città aperta. Quindi perché si è puntato molto su questa logica impostata dalle linee guida dell'architetto urbanista Kipar? Perché Trieste ha un problema di viabilità, ha un problema di parcheggi sostanzialmente. Quindi qui, se voi vedete, attraverso il viale monumentale ci sarà un flusso di ingresso e nell'asse città aperta ci sarà il flusso di uscita, quindi sarà un movimento molto regolare e molto fluido, che speriamo aiuti tutta la città a ridurre la concentrazione di traffico. Nel mezzo dite cosa c'è? C'è il parco lineare. Ecco, questo parco lineare è un giardino praticamente lineare, lungo, per quasi 3 km e che quindi rende molto più vivibile quest'area e dona appunto, come le grandi città, un parco urbano, un parco cittadino alla città di Trieste. Il comune di Trieste sta facendo l'area Portovecchio era completamente senza infrastrutture, quindi sotto il viale monumentale stiamo scavando e realizzando tutte le infrastrutture, quindi tutte le reti di gas, acqua, fognature, il trasporto della fibra, esatto, tutto viene realizzato sotto l'asse monumentale. I lavori sono in corso. Il parco lineare invece, come dicevo, è un progetto, verrà realizzato, adesso stanno appaltando i lavori e anche quello verrà realizzato a breve, e lì c'è la caratteristica che in questo parco lineare ci sarà una cabinovia che, eccolo qua, aiuterà il trasporto cittadino e quindi alleggerirà il traffico cittadino. Ecco, questa è la visuale ad esempio del viale monumentale. Il viale monumentale è largo 46 metri, quindi sono degli spazi proprio molto comodi.
ecco questa è la visuale, questa è la cabinovia che collega appunto da chi come noi, come io ogni giorno vado a Trieste, quindi potrò parcheggiare la macchina a stazione di Opicina, lì c'è un parcheggio, prendere la cabinovia, il primo tratto in discesa, quindi porta alla stazione Bovedo, giù in basso vicino Barcola, e poi per arrivare all'ufficio lì vicino alla stazione di Trieste, arrivare alla stazione di Trieste, altri 2,5 km, quindi complessivamente questa cabinovia avrà 5 km di tratta, una in discesa o salita che sia e l'altra in orizzontale, e percorreremo 5 km in quasi 10 minuti, capite? In 10 minuti ci saranno le cabine ogni 20 secondi che arrivano, quindi un flusso continuo che sicuramente darà beneficio alla città, sia in termini di flusso veicolare sia in termini di parcheggio. Ecco, questo è il viale dove sorgerà il parco lineare e questo è il rendering di come sarà fra pochi mesi, perché i lavori sono già in appalto. Queste sono opere però che sta facendo il Comune, ma noi siamo legati con il Comune, come vi dicevo, attraverso il consorzio Ursus. Il sistema dei parcheggi, ovviamente per avere tutte le autorizzazioni abbiamo dovuto dichiarare dove e come ci sono i parcheggi, quindi vedete che è stato fatto in verde, i fabbricati verdi sono quelli che verranno destinati con parcheggi multipiano esclusivamente a parcheggi, quindi riconvertiti a parcheggi. Questa è la vista dei magazzini 7 e 10, i più grandi, per dirvi lo sviluppo, come dicevo prima, in orizzontale. Pensate, partiamo dal fondo, il magazzino 10 è lungo 180 metri, il magazzino 7 è lungo 150 metri, l'edificio 118 che è dopo sono 44 metri, quindi se facciamo il conto sono 400 metri di fabbricati regionali che vengono destinati ad uffici. Ora, se penso a Palazzo Lombardia, 41 piani, sono 175 metri. Ecco, voglio dire, capite bene che opera stiamo facendo, cioè ci confrontiamo con quella tipologia di opere, con quell'impostazione. Un unico punto, concentrare le risorse per razionalizzarle. Vi ricordo il dato, 67.000 metri quadrati di partenza, noi atterreremo a 46.000 metri quadrati destinati ad ufficio, quindi una razionalizzazione di 20.000 metri quadrati, e ce la faremo, ve lo dimostro. Questo è il rendering, la stessa facciata di prima, già con i rendering fatti. Una delle caratteristiche fondamentali sono i ballatoi, la facciata, e quindi eccoli qui, è un elemento vincolato dove la soprintendenza ci ha controllato anche le virgole. Altro problema che abbiamo sono le poche finestrature nei fabbricati, e abbiamo risolto proprio questo problema, e vedrete come, ecco qua, con i vuoti, creando dei vuoti, creando delle corti interne, come avete visto prima anche nel video. Quindi ci sono questi cavelli, questi vuoti centrali con il tetto che permea la luce naturale, e quindi creeremo questi spazi molto vivibili e che permetteranno anche il diffondere della luce naturale negli ambienti circostanti. Ci sarà un grande uso del vetro proprio per permettere, per superare il problema della luminosità della scarsa luminosità di questi fabbricati attuali. Queste sono delle immagini appunto delle corti centrali, per far vedere questo, per far capire come in modo ordinato abbiamo già pensato a collocare le varie direzioni magazzino per magazzino. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, vedo qui diversi professionisti, mi fa piacere, è stato affidato all'RTP Atelier FEMIA, e di particolare interesse è la vista sul mare, e dall'ultimo piano, no? Dalla copertura. Perché? Perché abbiamo utilizzato proprio la copertura, il tetto, con una nuova destinazione. Eccolo qui. Ci è stato concesso, non senza dibattere con la soprintendenza, tant'è che abbiamo dovuto ricorrere, il Presidente, a una norma speciale per poter autorizzare un incremento di volumetria. E quindi qual è stato l'artifizio? Perché di per sé erano vietati i volumi in aggiunta, ma abbiamo
trovato questo escamotage. Siccome sono concessi, vedo i sindaci, sono concessi i volumi tecnici in copertura per alloggiare le macchine, per alloggiare i vani scala, per alloggiare i vani ascensore, quindi avremmo avuto questi fabbricati, 400 metri fabbricati con dei corpi di fabbrica che sporgevano in modo, da una vista esterna, immotivata. Allora abbiamo pensato di equipotenzializzare questa linea coprendo e chiudendo tutto lo spazio, sicché sono risultati degli spazi interni. Bene, in questi spazi abbiamo potuto cogliere un'altra sfida che il Presidente aveva lanciato e voleva giustamente come requisito. Ma voi avrete visto in tante città osservare che alle 5 del pomeriggio quel quartiere destinato agli uffici muore, si spegne tutto, no? E quindi uno dice, è quasi un ghetto, diventa un ghetto. Oppure il venerdì pomeriggio alle 3 del pomeriggio fino al lunedì mattina quella porzione di città resta vuota, chiusa. Ora non era pensabile, non era possibile per Trieste, questa che è un'area centrale, pensare che quest'area morisse il venerdì pomeriggio, sabato e domenica. E allora, proprio sfruttando questi spazi che abbiamo ricavato in copertura, abbiamo creato ristoranti, palestre, bar e poi una funzione di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. Il Presidente direttamente ha voluto posizionare e dare collocazione a un asilo nido aziendale ma aperto a tutti, proprio cittadino, in modo che tutti, in particolare i dipendenti, 1200 dipendenti che speriamo facciano tanti figli e possano avere lì il loro asilo nido, ma anche quelli comunali, di altri enti pubblici o anche, qualora ci fosse la disponibilità, anche privati. E quindi ecco qui abbiamo ricavato, come vi dicevo, l'espansione del tetto in ristorante. Vedete l'effetto, ecco, gli ambienti interni del bar e ristorante sono questi. La palestra, che vi dicevo, che resterà aperta almeno 14 ore al giorno, quindi dalle 7 di mattina, 6, 7, alle 10 di sera praticamente. Ecco, questi sono gli spazi interni di connettività, quindi questi ponti che attraversano il vuoto e spazi di relazione. Si è puntato molto agli spazi di relazione. Un esempio di ufficio direzionale, ma arriviamo, questo è un esempio di 4 postazioni, ma ecco qui, vedete come la luce è distante e quindi abbiamo appunto il problema della luminosità degli ambienti. Ecco, abbiamo cercato col grande uso del vetro e delle corti che vi dicevo di creare questo tipo di ambienti in modo che diventi molto più confortevole e vivibile da parte dei dipendenti. Vedete, questi, poi faremo delle considerazioni, sono uffici abbastanza popolati. Se vedete sono 2 tavoli da 6 più 6, 12 postazioni, e dopo diremo come e perché ci sono queste postazioni. Ecco l'asilo nido nel magazzino 10 con la pertinenza del giardino esterno che sta proprio sul parco lineare. Quindi abbiamo ottimizzato tutte le risorse che avevamo in gioco. Questo particolare fa vedere i 2 magazzini 7 e 10 vicini e la soluzione che abbiamo trovato per aumentare l'efficienza e quindi snellire i tempi morti, diciamo, per i dipendenti, casomai che devono andare da un ufficio all'altro, creando questo ponte, questo collegamento. Altro elemento caratteristico, questo perron che serviva a livellare il piano dei carri che trasportavano le merci con il piano di carico dei magazzini, e adesso lo abbiamo riutilizzato per salvarci, per prevenire la risalita dell'umidità. Questa è nel magazzino 26, questa è la soluzione alla fine che adotteremo anche noi. Vabbè, questo è il recupero delle scale ristrutturate, l'esempio del magazzino 26 già fatto dal comune.
Qui avete il parallelo di come adesso la facciata e come verrà ristrutturata. Vedete che saliamo di un piano, sopra qua, praticamente saliamo di un piano con il ristorante e la palestra tutta a vista, tutta a vetri. L'esempio dei balconi, un elemento molto forte, e questo è la ristrutturazione che procederemo. I ballatoi oggi nel magazzino 26 sono così, verosimilmente saranno anche i nostri in questo modo. Una facciata, delle terrazze. Ecco, l'Hangar 21 è un discorso un po' particolare che vi avevo accennato all'inizio. L'Hangar 21 è un fabbricato che il Presidente ha voluto, a parte la geometria interna che è diversa dalle altre, vedete che ci sono questi archi e non solo pilastri. Questo magazzino il Presidente l'ha voluto destinare a un centro per l'innovazione tecnologica e il digital learning. Vediamo che cosa abbiamo combinato per poter centrare l'obiettivo. Quindi in questo magazzino, questo fabbricato, potranno insediarsi aziende con altissima tecnologia innovativa, bassissimo impatto ambientale e orientate preferibilmente alle tecnologie del mare o altre tecnologie molto innovative. La caratteristica è di avere 2 piani di laboratori, piano terra e primo, e con questa area centrale di relazione. Ecco, questo è lo spaccato per far vedere l'area centrale, appunto, che cura molto la relazione, i rapporti tra le diverse aziende che si inseriranno e i partner che frequenteranno questo edificio. Particolare studio è stato dato alla luce. Vedete che l'area centrale è come se fosse una piattaforma sospesa perché non tocca i muri, quindi la luce scenderà attraverso le pareti lateralmente e il pavimento, il solaio non tocca, è distante, mi pare 1,5 metri dal muro, e quindi farà permeare la luce naturale dall'alto, dal tetto che è traslucido. Questi sono gli spazi interni sempre di relazione, la facciata. Ecco, ultimo ragionamento è sull'edificio 118 che diventa il Palazzo della Presidenza. Attualmente dentro la situazione è questa, comunque con degli elementi di pregio ovviamente da recuperare. Questa sarà la sala della giunta, c'è questo plastico che in realtà è fatto in legno e da conservare, e la vista dall'ultimo piano, e quindi ecco qui l'idea, vedete, di sfruttare la vista del mare. Queste sono 2 terrazze dove ci sono i 2 coni, e abbiamo cercato di migliorare gli uffici, la vivibilità, creando, vedete, queste 2 terrazze coperte, adesso vi dico le caratteristiche, molto tecnologiche, in espansione, e quindi per poter fruire, mentre si lavora, anche della vista del mare, che è uno spettacolo splendido da quel punto di vista. Abbiamo sulla destra un soggiorno e sulla sinistra invece una sala riunioni, ma il tutto è esattamente realizzato senza parti metalliche, solo in vetro strutturale, ovviamente antiproiettile, antisfondamento, e con un soffitto specchiante che dà questo molto tecnologico, e quindi c'è questo abbinamento di estremamente moderno rispetto a un fabbricato che appunto è vincolato con tutti i suoi vincoli e tutta la conservazione, la ristrutturazione del bene architettonico. Questa è la vista complessiva. Non guardate la piazza antistante, perché è un progetto che dobbiamo ancora sviluppare con il Comune per creare appunto una piazza significativa davanti proprio al palazzo della Regione. Ma di particolare importanza, perché uno dice vabbè, facciamo degli uffici, ma che cosa apportiamo rispetto a oggi? Questi uffici, e infatti siamo andati a presentarli anche a Barcellona, allo Smart City,
saranno degli edifici smart, cosiddetti, no? Quindi degli edifici molto tecnologici. In particolare l'utilizzo dell'informatica, dei sistemi informatici è spinto, non dico al massimo, ma molto, a livelli molto alti a mio dire. Allora il primo goal, il primo obiettivo è quello della digitalizzazione. Digitalizzeremo in modo spinto, quindi grazie a Insiel, le workstation, tutte le postazioni di lavoro, i processi e in particolare anche gli edifici, quindi dotandoli del Building Management System, questi moderni sistemi di gestione proprio dell'edificio. E vedremo come. Poi lo space management, cioè un concetto assolutamente nuovo, perché uno dice, ma come facciamo a passare da 67.000 metri quadrati a 47.000 metri quadrati? Lo facciamo perché gli uffici avranno molta più capienza, cioè ospiteranno più dipendenti, ma ognuno di noi che deve avere una relazione con qualcuno, sia esterno, sia ditta, sia una riunione di lavoro, avrà a disposizione appunto attraverso lo space management, questi strumenti di gestione e di prenotazione di salette, riunioni più o meno grandi, e quindi si sposterà a fare le riunioni in queste, quindi avrà una postazione fissa, no? Quindi uffici da 6-12 dipendenti e di fronte nelle vicinanze salette, riunioni di varie dimensioni, che però devono essere prenotate appunto tramite questi sistemi. Poi l'energy saving, come dicevo, la gestione di tutto il fabbricato in tutti i suoi aspetti attraverso appunto questi sistemi. Uno è, ad esempio, uno dei sistemi per gestire la tecnologia è il PoE, cioè Power over Ethernet, che ci permette di usare molto bene le infrastrutture che abbiamo. E poi la sostenibilità. Il tutto questo è dichiarato sostenibile, per cui ci ha dato accesso a alcuni fondi, non tanti, fondi europei di cui adesso vi diciamo. Ecco, per fare tutto questo e quindi per avere la digitalizzazione, lo space management, l'energy saving, la sicurezza, il benessere, il condizionamento e la sostenibilità, abbiamo bisogno di una tecnologia all'interno dei fabbricati, dei locali, veramente spinta. Guardate quanti sensori dobbiamo mettere all'interno dei locali. Abbiamo i rilevatori di incendio, i rilevatori di persone, il riconoscimento facciale delle persone, l'accesso, il controllo di tutti gli accessi, il controllo e la gestione di tutta l'illuminazione, il controllo di tutti gli impianti di condizionamento, il controllo degli ascensori, delle postazioni di lavoro, delle tapparelle, della presenza di gas negli ambienti, della quantità di energia che stiamo consumando e anche delle postazioni di ricarica delle macchine. Allora, capite bene che per gestire tutti questi aspetti ci vuole una tecnologia che supporti tutto questo, ed è esattamente quello che il nostro progetto sta dicendo. Però su tutto, ultimo aspetto e chiudo, veramente c'è da dire che come sapete, avrete sentito parlare, c'è il 5G, cioè la tecnologia mobile 5G, che è fondamentale per raggiungere certi livelli. Ovviamente in quest'area non c'è la copertura, e per farvi capire l'importanza dell'avere il 5G rispetto a non averlo, soprattutto pensando a quello che si vuol fare nell'Hangar 21, quindi per avere ditte altamente tecnologiche, altamente performanti, che possano sperimentare, che possano guardare a quello che succederà al futuro, ecco, vi ho fatto un piccolo confronto fra il 4G, che è la tecnologia che abbiamo tutti sui telefonini, e il 5G. Pensate che la velocità del 4G è 2 GB al secondo, quella del 5G è 20 GB al secondo, la capacità di trasmissione. La latenza, cioè il ritardo nel ricevere, nel gestire il messaggio, la latenza o interattività, con il 4G è 10-50 millisecondi, col 5G è da 1 a 4 millisecondi. Questo ci permette di gestire, ad esempio, la velocità di una macchina, di un'automobile, fino a 250 km all'ora con il 4G, ma con il 5G riusciamo a avere la guida assistita fino a 500 km all'ora.
per dire, nessuno viaggia a 500, anzi a 50 andiamo, però per dire la velocità di scambio. Ecco. E poi la densità di collegamenti, col 4G sono 100.000 device per chilometro quadrato, col 5G è 1.000.000 di device per chilometro quadrato. Questa è la tecnologia che stiamo portando proprio in Portovecchio, in particolare sull'Under 21. Eccolo qui, abbiamo l'intervento di TIM che ha portato a casa, grazie a tutti questi requisiti, un non grande finanziamento PNRR e stiamo realizzando proprio queste due macro aree, una orientata verso l'Hangar 21 e una orientata verso il magazzino 710 e 118 col 5G. All'interno dell'Hangar 21 faremo un Innovation Hub, quindi un centro di immersive learning che permetterà appunto di usare la realtà virtuale, grazie all'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata e anche il mixed reality, quindi il mix dei due, il tutto legato appunto sempre dal progetto FVG Vision. Questi sono i nostri ragazzi che imparano a guidarlo, i dati quindi sono dei dipendenti che si spostano, sono 1285, il parametro per i progettisti sono 25 metri quadrati a dipendente che mi pare un ottimo parametro e il costo totale sono 170 milioni di euro finanziato interamente dalla regione Friuli Venezia Giulia e oltre alla copertura 5G che invece sfrutta un finanziamento PNRR. Il costo dei lavori sono 130 milioni dei 170, il tempo che mi ha dato per realizzarlo lo dirà il Presidente, non lo dico io, e questi sono i dati, quindi 47.000 metri quadrati che andiamo a realizzare. Il tutto ovviamente chiavi in mano, perché non si bleffa come si suol dire. Deve caricare un'immagine, vedo che è un po' in difficoltà il computer, ho finito, era solo per il saluto. Io, se va bene Presidente, io partirei così, farei un quadro sulle scelte perché Portovecchio, poi mi permetto magari di anche poi da questo partire e fare ragionamenti magari più estensivi rispetto alle politiche regionali. Parto ovviamente da Portovecchio che è il protagonista della serata, perché avevo deciso di farlo? Perché per più ragioni. La prima, quando sono arrivato ho visto uno spreco enorme di risorse, di soldi e di utilizzo di personale. Tutto quel numero di sedi vuol dire, pensate, ogni giorno il personale che si sposta da una parte all'altra, pagare la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni edificio ed avere dei costi enormi di mantenimento e di efficienza della pubblica amministrazione. Non ho fatto nessun ragionamento straordinario, quello che hanno fatto altri miei colleghi governatori in altre regioni che hanno deciso di concentrare i palazzi come farebbe con una qualsiasi azienda privata, perché il pubblico era permesso che possiamo andare avanti con uno spreco tanto anche se funziona un po' traballante non importa, ho detto un'azienda privata che ragiona in questo modo è un'azienda che fallisce, noi il pubblico dobbiamo ragionare per efficientare il sistema. Abbiamo fatto questo ragionamento, il secondo ragionamento qual è stato fatto? Avevamo più scelte, una più veloce e più semplice, che era quella di prendere un bel prato verde e costruirsi un nuovo edificio in meno tempo e con meno risorse avremmo fatto tutto, il secondo di dire abbiamo una responsabilità sociale come pubblica amministrazione, andiamo invece a non consumare suolo e a riqualificare un'area. Terzo passaggio, perché abbiamo scelto quell'area. Quell'area l'abbiamo scelta perché là abbiamo necessità di attrarre investimenti privati. Perché penso, e dopo arriverò anche a questo collegandomi anche a quanto diceva il sindaco Valle, il project financing, però dopo ci arrivo, dico è necessario di entrare in iniziativa privata. Per farlo un'area dove ci sono già dei servizi, perché banalmente se io porto 1200 persone vuol dire che si apre un ristorante, perché ce ne interessa aprire, si apre il parrucchiere, si apre altro, vuol dire a chi si sedierà là avrà già dei servizi e non sarà una cattedrale al deserto. Se non è il pubblico il primo a crederci, a scommetterci, perché dovrebbe arrivare il privato. Abbiamo fatto questi ragionamenti con anche una considerazione molto fattiva, alcuni dei nostri edifici dovevamo fare delle ristrutturazioni importantissime, addirittura strutturali, e ho detto perché buttare via altri soldi. E abbiamo deciso quindi di investire su Portovecchio, in accordo ovviamente col comune che ne è proprietario, per cercare di ottimizzare le risorse della regione. Tutto questo si somma perché
non ci hanno parlato della spesa, ma io spero anche ai risparmi, a quello che incameriamo dalle vendite degli edifici, perché anche quello ovviamente sarà un introito per la regione che utilizzeremo per andare a coprire le spese. Abbiamo fatto una scelta perché collocarli là, dove ho detto, Luciano ha detto giustamente ci vista male, ma in realtà la vista male solo in alcune parti di rappresentanza. Abbiamo scelto la seconda fila perché riteniamo che invece la parte più interessante è quella waterfront, deve essere attrattiva per il privato che investe ovviamente. Non è che ci abbiamo visto la regione in prima fila che tutti guardano sul mare perché solo per farsi allenamento, non può lavorare anche non guardando il mare. E quindi abbiamo detto che qualifichiamo un'area non prendendo quella più pregiata fronte mare, ma cercando ovviamente di essere attrattivi per chi dovrà investire in quell'area. Infine, la parte hangar 21, cioè quella dove andranno le start-up, in realtà non è che, allora, abbiamo già siglato un accordo, oggi sarà insediato in altra zona fin quando non sarà pronto l'hangar 21, ma la Regione Friuli Giulia ha già siglato un accordo con Cassa Depositi e Prestiti, con Fincantieri, attraverso Friulia, dove viene fatta la prima e unica incubatore di start-up legata alla navalmeccanica a livello nazionale. Quindi è un progetto di carattere nazionale. Perché l'abbiamo voluto fortemente fare? Perché se non volevamo fare il solito incubatore dove arrivano qualsiasi startup e trovano un ufficio dove andare. Abbiamo fatto in realtà un progetto in accordo, e sarà presente anche a Trieste con una realtà statunitense, ho incontrato più volte, presente a Brooklyn, dove non fanno gli incubatori per dare uffici, ma per dare dei servizi, ma non solo. E quindi, scusate non voglio entrare nel dettaglio che poi annoio, però banalmente oggi ho avuto diverse esperienze incubatori. A Trieste c'è il BIC. Il BIC cos'è? Uno compra un ufficio, paga l'affitto e si fa la startup, tra virgolette, perché poi c'è una startup che rimangono lì 40 anni, che ha poco di startup. In realtà non è una cosa così innovativa, ma come questo che è incubatore oltretutto straordinario, oltretutto ho fatto una riqualificazione di un porto, in quel caso un porto industriale di Brooklyn. Cosa hanno fatto? Cosa hanno capito? Che le piccole start-up per insediarsi hanno bisogno di servizi, nel senso, ho bisogno di stampare 3D. La piccola start-up non è che gli basta la stampante 3D, ha bisogno del know-how di chi sa fare la stampa progettare in 3D. Devi fare un'analisi di un componente. La piccola start-up non è la grande impresa, non è che ha il professionista che è in grado di fare questo. Quindi noi diamo i servizi che le start-up pagheranno, che però supportano lo sviluppo della startup stessa. Ma di più perché l'abbiamo voluto fare con Fincantieri e specializzarlo? Perché intanto quelli generalisti abbiamo visto che sono dei fallimenti. Ma poi la mia idea non è di fare la startup che era prima in via Milano a Trieste e si trasferisce in Porto Vecchio, ma di entrare startup da fuori. Per farlo non basta una struttura bella, non basta nemmeno magari dei fondi che investano. Serve avere un grande campione dietro per dare la possibilità alla startup del settore di poter collaborare o aspirare a collaborare, e quindi Fincantieri. Prima in realtà a livello globale, per quanto riguarda la meccanica, e per essere attrattiva di persone che vengono da fuori a investire nel Friuli Venezia Giulia. E questa è stata l'idea quindi dell'Hangar 21, e poi una parte si svilupperà su Life Science, ma questo non voglio annoiarvi troppo. Questa però rientra all'interno di una strategia che come regione stiamo utilizzando, per quello volevo allargarmi. Porto Vecchio verrà sviluppato, oltre alla parte regionale, attraverso progetti di project financing. È un grandissimo progetto, non c'è di project financing, là di 600 milioni di partenza, figuriamoci più gli investimenti regionali che sono a parte. Però la Regione Friuli Giulia ha deciso di attivare finanziamenti da dare ai comuni per tutte le attività di project financing. Perché? E questo non solo sulle progetti grandi, ma penso anche al campo di calcio, penso all'infrastruttura culturale anche, penso all'infrastruttura sociale. Perché abbiamo deciso di farlo? Perché anche questo l'ho basato sull'esperienza. È oggettivamente insopportabile che mi chiedessero come regione sempre i fondi, legittimamente, non per dare un servizio ai propri cittadini, per fare il nuovo campo di calcio, e dopo il comune dovesse mettere spesa corrente dei cittadini per tenere aperto il campo di calcio perché andava regolarmente in perdita. L'esempio più eclatante è sempre a Trieste, stadio di Trieste, 800.000 euro, anche in alcuni casi 1 milione di euro, buttati ogni anno perché costa l'elettricità, costa la luce, costa il mantenimento, soldi pubblici che vengono gettati perché il pubblico non fa impresa, giustamente.
Allora cosa ho detto? Noi finanziamo attività di project finance. Cosa vuol dire? Il 49% lo mette il pubblico, il 51% lo mette il privato, dopo diventa una gestione del privato nel quale ci resta un interesse pubblico. Banalmente, il pubblico dice ho bisogno di un tot giornate per caso per la società dilettantistica di bambini che vengono all'infrastruttura, il resto non ci sia il privato che fa affrontare il privato. Quindi non diventa più un costo per il pubblico, diventa un'opportunità per il privato se lo sa valorizzare, e riusciamo a creare infrastrutture in tutto il territorio regionale, cercando di apportare una miglioria, ma che sia dopo una perdita, che non sia fare una traduca in una perdita costanza di risorse, che invece il pubblico può utilizzare per altre ovviamente missioni che gli sono proprie. Anche qui fortunatamente ci sono già dei progetti che funzionano bene. Cito sempre Trieste, il Project Finance è stato fatto di Trieste Campus, dove ci sono attività di basket per bambini, pallanuoto, tennis, scherma, la più grande centro di scherma a livello nazionale. Verrà fatto la residenza per tutte le squadre che verranno da fuori, dalle altre parti d'Italia, di fronte a costo di mantenimento per il pubblico zero. È un'infrastruttura che viene data. Io lo dico qua che ci sono tanti sindaci che ringrazio del lavoro importantissimo che ho fatto, ringrazio il sindaco Vanno Giustino, la Collinare e l'altro. Se avete progetti di questo tipo, la Regione li finanzia appunto e darà priorità rispetto ad altre linee di finanziamento. Perché io vorrei che ci fossero infrastrutture nel nostro territorio, ma i comuni non dovessero rimetterci le risorse per anni e anni. Quindi noi ci siamo, come Regione ci siamo, già nell'ultima legge di assestamento abbiamo messo risorse, perché riteniamo che anche in questo caso le risorse devono essere spese bene e non sprecate. Su questo ovviamente ci sono esperienze nazionali, internazionali, e vogliamo proseguire. Scusate, mi sono preso qualche appunto. Ma poi il sindaco Vaglio giustamente parlava dell'attrattività turistica di un territorio. Ha citato, oggi abbiamo fatto la conferenza stampa per l'amministratore delegato di Ryanair e di Wilson, che conosco da diverso tempo, e sul quale abbiamo implementato moltissimo gli arrivi nella nostra regione. Vi spiego come l'abbiamo fatto brevemente, però e perché l'abbiamo fatto. Io continuo a dire, noi possiamo fare un'opera di promozione importante di un territorio, penso che lo stiamo facendo, vedete tutti, adesso partirà la nuova campagna, tutto pubblicitario a livello nazionale ed altro, però se la gente non può ridarci, possiamo promuovere quanto vogliamo, però è un po' difficile che ci scelgano. Purtroppo noi abbiamo dei collegamenti ferroviari a livello ovviamente non regionale, che su quel TPL regionale e ferroviari siamo forti, molto più forti delle regioni, ma quelli extra regionali molto difficoltosi. E su quello la regione purtroppo non aveva l'intervento perché non è nostra competenza. Anzi, quando siamo arrivati abbiamo trovato il collegamento che va su Venezia, diciamo da regione sia da Udine che da Trieste, dove era stato eliminato la possibilità di fare l'alta velocità, ed è eliminato. È stata fatta una scelta chiara di eliminare l'alta velocità, che vede il contrario, ma l'ho trovato in eredità, e non ci sarà l'alta velocità. Questo bisogna dirlo con chiarezza ai cittadini. L'alta velocità vuol dire, perché c'è un po' di confusione, l'alta velocità è anche alta capacità, cosa vuol dire avere un numero sufficiente di binari per far andare velocemente le persone e state da una parte fuori regione o entrare in regione. Oggi è previsto solo un progetto, oltretutto non del tutto finanziato, di velocizzazione della tratta, che vuol dire semplicemente togliere la curva di Latisana, che ha problemi, fare entrare, però l'alta velocità non serve. Dopo uno può lamentarsi, dirsi che dobbiamo fare battaglie. Noi intanto abbiamo agito sulle armi che avevamo, ovvero potenziare lo scalo aeroportuale e avere il collegamento con altre città d'Italia e con altre città europee. L'abbiamo fatto in modo innovativo, per esempio con il collegamento su Milano, che è la prima volta che c'è un collegamento in continuità territoriale, perché altrimenti non arrivano, e quindi anche i residenti hanno lo sconto per prendere il biglietto se andate addirittura su Milano. L'abbiamo fatto facendo delle opere di attrattività verso i vettori. E come si è tradotta questa attrattività? Ovviamente io ho la consapevolezza che non abbiamo lo scalo di Venezia né tantomeno quello di Lubiana, perché tutti parliamo bene di se ed è giusto, però bisogna anche rendersi conto dei propri limiti. Oggettivamente, come attrattività internazionale, se io dico vieni a Venezia, non posso dire vieni a Trieste con la stessa attrattività a livello globale. Tutti conoscono Venezia, Trieste un po' meno, se noi non abbiamo né Roma, né Milano, né Napoli che hanno quelle attrattività di conoscibilità, dove possiamo vendere un magnifico territorio ed altro, però dobbiamo avere questa consapevolezza e essere realisti. Allora noi abbiamo dovuto competere come? Sulla competitività a livello economico. In Italia esiste una tassa che si chiama tassa municipale sugli aeroporti. Sapete quanto va ai municipi coinvolti? Il 5%, il 95% va a Roma.
però la chiamano tassa municipale. Su questo, con un'interlocuzione proprio con Ryanair, che sta facendo la battaglia contro questo, ha detto guardate, noi vediamo ovviamente a tariffe molto competitive, quella tassa condiziona moltissimo la capacità di portare i passeggeri, perché limitiamo il conto a loro. Cosa si può fare? Io sono riuscito, devo dire, a fare un blitz in silenzio, e il blitz in silenzio è stato che le due leggi di bilancio fa a livello governativo, perché non è una tassa che potevamo decidere noi allora, ho detto al tempo ragioniere generale dello Stato, oggi presidente dei Fincantieri, ho detto guarda, paghiamo noi come regione quella tassa. Quanto incamerate? In realtà ho fatto anche un affare, però non posso dire. E ho detto, la paga la regione, diventa quella tassa competenza della regione. Quindi io voglio rimetterla, riprenderò quei soldi della tassa, la voglio ridurre, la voglio aumentare, è competenza nostra, siamo una regione assolutamente speciale. È passata questa cosa, oltretutto devo dire con dei calcoli molto favorevoli, perché pensate, noi quella tassa, diciamo, è calcolata come minori entrate di 2,5 milioni di euro all'anno, oggi penso che il numero di passeggeri sarebbe intorno agli 8 milioni che avremmo dovuto pagare, quindi è stata molto competitiva. E cosa ha fatto sì che Ryanair scommettesse, e non solo Ryanair, anche Wizz Air per esempio, scommettesse sull'aeroporto di Friuli-Venezia Giulia, per due ragioni: uno perché è più conveniente, due perché lo vedeva come esempio. Pensate che ci hanno seguito in questa politica Regione Calabria, Regione Abruzzo, sta arrivando Regione Sardegna e poi ancora uno invece no. Però sono già partiti. Noi siamo stati precursori e abbiamo fatto questo. Oggi sta di fatto che abbiamo come numero di passeggeri passati da 700.000 da quando siamo arrivati, quest'anno le proiezioni molto credibili sono 1.600.000 passeggeri. Cioè mai nella storia uno pensa che torna in 6 anni da 700.000 passeggeri a 1.600.000 passeggeri. Per la prima volta siamo entrati nei calcoli dei ranking europei degli aeroporti, perché prima non eravamo considerati. A gennaio 2025 siamo stati il terzo aeroporto di medie dimensioni europeo con migliori prestazioni di tutta Europa. Abbiamo ancora molta strada da fare, però penso che è cambiata la storia dello scalo aeroportuale di questa regione. E poi dovevamo farlo, perché la regione ancora prima aveva fatto degli investimenti molto importanti, ha fatto arrivare per esempio le ferrovie, la Frecciarossa arriva in aeroporto, ha fatto tutta l'intermodalità per quanto riguarda la parte di trasporto su uomo, era fondamentale fare questo investimento. Ma non solo, e perché mi collego di quanto diceva, proprio oggi parlando con Andy Wilson, noi dobbiamo promuovere la regione in che modo? Non parlando di Trieste, ma parlando di Friuli-Venezia Giulia. Non lo dico io perché sono presidente della regione, l'ha detto Andy Wilson, amministratore delegato di Ryanair. Ha detto, voi dovete fare quello che ha fatto un po' Dublino. Quando la gente arrivava a Dublino, dopo un po' si stufava non andare più a Dublino. Cosa hanno fatto? Hanno iniziato a promuovere tutto il territorio. E dicendo alla gente, quando vai al mercato di Dublino, dove vai nella base, tu non vedi una città, vedi il territorio con tutta la costa atlantica, e adesso, vi diceva, che la gente va proprio a vedere quel percorso per conoscere un territorio ben più vasto di quello della città di Dublino. Ed è quello che faremo noi, proprio andando a individuare come, diciamo, territorio marketing, dove i collegamenti, non solo Ryanair, ci collegano, per andare a raccontare non Trieste, ma a raccontare il Friuli-Venezia Giulia, in cui San Daniele e tutto Collinare poi sono un protagonista pazzesco. Ma pazzesco perché chi ha un territorio del genere può offrire questa varietà di prodotto turistico, culturale, naturale, che noi possiamo dare. E quindi noi incentreremo, infatti non a caso, se avete visto anche, adesso però io seguo personalmente queste cose, poi anche mi piacciono, tutta la parte promozionale, io sono Friuli-Venezia Giulia, come vedete, il concetto che vogliamo far passare è che in un'ora e mezza uno può passare da fare la scalata sul monte a tuffarsi nel mare, che è vero. È il nostro grande vantaggio competitivo. Io continuo a dire anche che viene da fuori, e me l'ha detto tutto uno statunitense, il presidente di una squadra di calcio, mi ha detto, io devo far conoscere il Friuli-Venezia Giulia alla mia famiglia, perché qua mi dicevano, tu prendi la macchina, fai qualche chilometro e hai un altro cibo, un altro paesaggio, un'altra cultura, addirittura un'altra lingua, perché qua siamo confinanti con Austria e Slovenia, e io prendo l'auto, non faccio qualche minuto, faccio 5-6 ore di macchine, scendo, io ho la stessa lingua, lo stesso cibo, la stessa cultura. Che è vero, noi non ci rendiamo conto della ricchezza di queste diversità che dobbiamo promuovere, proprio come fattore di attrattività. E poi quando si promuove un territorio dal punto di vista della riconoscibilità, non sia soltanto un ritorno di carattere turistico, ma anche di carattere di investimenti. Pensate che noi ho voluto creare l'agenzia lavoro e sviluppo imprese, che si chiama Select FVG. Noi abbiamo nell'ultimo anno, noi avevamo in media attrattività di investimenti stranieri
del 2% annuo rispetto agli investimenti fatti in totale in Italia, che ci stava, noi siamo il 2% della popolazione, il 2% ci arriva a Friuli-Venezia Giulia. Pensate che nell'ultimo anno, io spero che continui così, perché poi non è mai scontato, e tra parentesi, questo 2% era anno per anno, una volta era l'1,9, una volta il 2,1, ma sempre, ho contato gli ultimi 15 anni, sempre intorno all'1 eravamo. L'ultimo anno siamo riusciti, penso dopo un lavoro importante fatto, a portare questo dato al 6%, cioè triplicare gli investimenti di chi sceglie l'Italia, ma chi sceglie Friuli-Venezia Giulia all'interno dell'Italia e chi vuole investire dall'estero. E sicuramente perché stiamo facendo tutto questo? Perché stiamo sviluppando i rapporti internazionali? Perché stiamo cercando di attirare investimenti esteri? Perché stiamo cercando di fare nuove piattaforme su cui le nostre imprese possono insediarsi? Ne parlavo proprio anche con il presidente del Confindustria. Perché eravamo scorrendo una situazione di estremo pericolo, ovvero noi eravamo molto focalizzati per quanto riguarda per esempio i collegamenti logistici con Cina, principalmente, buona e Turchia, perché passano attraverso il porto tutti gli interporti che vanno in Austria, positivo, ma non sufficiente. Siamo molto, e ancora lo siamo, vincolati per esempio all'export tedesco in Germania, e la crisi tedesca non c'è tutta. E quando abbiamo fatto, dopo ci sono ovviamente anche altre opportunità in altri paesi, siamo quelli Stati Uniti e l'altro, ma ho detto noi dobbiamo differenziare. Più differenziamo, più opportunità abbiamo le nostre imprese differenziate, più mettiamo al sicuro il nostro sistema. E questo è fondamentale, perché proprio in un momento di incertezza internazionale come quella che stiamo vivendo e vivremo sempre di più, perché ormai i grandi blocchi, uno può auspicare di ritornare alla situazione pre-guerra ed altro. Purtroppo la mia preoccupazione non è una valutazione, è una fotografia. Non torneremo a una situazione di stabilità internazionale. I grandi blocchi, Stati Uniti e Cina, continueranno direttamente e ancora più facilmente indirettamente a continuare a sviluppare questa competizione che purtroppo delle volte si tradurrà anche in guerre, spero regionali, però si tradurrà anche in questo. Allora noi su questo cosa dobbiamo fare? A rafforzare sicuramente i rapporti, quello abbiamo fatto, con le democrazie occidentali e i paesi alleati, perché sono stabili e quindi garantiscono maggiormente, non sempre, credo anche lo Stato degli Stati Uniti, però a livello diciamo, di massima garantiscono maggiormente le nostre imprese. E in secondo luogo, non ovviamente penalizzando altri tipi di rapporti, ma sapendo quali sono quelli strategici. E siamo mossi in questa direzione. Abbiamo siglato per esempio l'accordo con la Virginia, dal Friuli-Venezia Giulia, è già stato fatto il primo investimento dal Friuli-Venezia Giulia in Virginia, non ci arriva a breve, una nuova iniziativa invece che dalla Virginia viene in Friuli-Venezia Giulia. Sono i primi passi, ma cercando di creare delle piattaforme condivise. E così faremo ovviamente con altri paesi europei e non europei. Probabilmente lo faremo adesso anche con il Giappone, abbiamo tutti i rapporti, con l'occasione di Expo che andiamo a presentare la nostra regione, stiamo cercando di rafforzare i rapporti e anche per favorire una linea di collegamento. Ovviamente la nostra regione per i collegamenti marittimi non può che guardare al Far East. Non è che possiamo immaginare che dagli Stati Uniti arrivino o dal Brasile o dal Sud America arrivano influenze di qualcosina, non può essere il visa perché geograficamente non è conveniente, ma non va in altre parti d'Europa o nel migliore delle ipotesi in altre parti d'Italia. Sul Far East è particolarmente invece interessante e vuol dire una linea che va dal Giappone, passando per l'India, uno dei paesi che si svilupperà di più della Cina nei prossimi anni, e ovviamente passando per il Medio Oriente, penso in particolar modo ai Emirati Arabi e Arabia Saudita, e può giungere quindi in Friuli-Venezia Giulia attraverso una piattaforma logistica che parte dal porto di Trieste, non si conclude nel porto di Trieste, è un pezzo del porto di Trieste, abbiamo tutti poi gli interporti, penso a Cervignano, penso alla Stadia di Gorizia, penso a Pordenone, penso agli interporti di cui siamo soci anche dell'Austria stessa. Noi dobbiamo guardarci come fulcro del centro-sud Europa, che ci guardano come punto di riferimento. E quindi noi possiamo dare e avere grandi opportunità. Però, collega, come vedete, provo alla capacità di passare dal Porto Vecchio, però perché voglio dire questo? Perché anche il dibattito nazionale, io voglio dire anche delle cose scomode, che so che magari non, diciamo, il sentimento di tutti andrebbe in un'altra direzione, però io voglio dire la verità, penso sia mio dovere. Ho parlato di collegamenti. I collegamenti, per esempio, faccio un esempio fra i tanti, oggi sono messi in crisi e che riguardano la nostra regione, pensiamo da quando sta arrivando e succedendo nel canale di Suez, con attacchi a navi commerciali, con compagnie che dicono facciamo un altro tratto perché il tratto non è sicuro,
e quindi con un rischio importante per la nostra economia. E allora quando si decide, e io condivido, di investire in difesa non vuol dire andare a sparare a qualche Stato, ma vuol dire difendere gli interessi nazionali e proteggere, per esempio, attività commerciali o investimenti esteri delle nostre imprese. È troppo facile dire perché spendi difesa e spendere di scuole e ospedali. Io rispondo perché se l'economia crolla e ci bloccano i collegamenti internazionali, non hai soldi per fare le strade, gli ospedali, le scuole. Allora che a me viene molto più facile dire ma perché compri le armi e non metti a posto un ospedale? Perché se io non ho la difesa, non difendo. E guardate però, questa è una cosa che non c'entra nulla, ma malgrado quanto poi uno vuole farci pensare anche a livello europeo con la questione ucraina. Perché anche poi guardate una presa in giro. Anche se uno volesse veramente dire, voi pensate veramente che il sistema europeo, non italiano, è in grado di produrre armi per dare all'Ucraina? Sì, fra 8 anni. È ridicolo quella scusa. Altra cosa è dire invece diventiamo un paese che indipendentemente da questa situazione ha una difesa in grado di difendere i propri interessi. Se oggi gli Stati Uniti non avessero mandato la loro maniera, a noi hanno mandato una nave, hanno mandato la loro maniera ai canali di Suez, oggi il canale di Suez sarebbe totalmente fermo. E vorrebbe dire che avremmo perso posti di lavoro, risorse per il territorio, economia per i nostri cittadini. Dobbiamo dircelo, dobbiamo raccontarci soltanto, andare in giro a dire con quella propaganda bieca, prendendo in giro i cittadini, a dire perché non ne siamo. Dopodiché, altro discorso che io condivido, è assurdo che in questi anni l'Europa abbia deciso di limitare investimenti strategici per il paese perché era diventato il santone assoluto rimanere dentro il patto di stabilità. Oggi improvvisamente per le armi questo non è più e per la difesa questo non è più. Questo io dico, ho detto che sono a favore del rafforzamento della difesa, oggettivamente lascia perplesso il fatto che però fino a ieri per tutto il resto invece il problema non esisteva. Ho un sospetto perché arretta e guardo in particolar modo la conversione dell'automotive tedesco, perché siamo con chiarezza, e allora farei. Detto questo, però dobbiamo ragionare senza fare i tifosi di uno dell'altro, ma con la razionalità di capire quali sono le opportunità, quali sono i pericoli e qual è una linea strategica di medio-lungo periodo. E su questo dobbiamo lavorare, seriamente. Noi cerchiamo di metterci nel nostro piccolo, sto facendo ragionamenti in cui la regione ovviamente non è che dice noi abbiamo il nostro piccolo, però possiamo dare il nostro contributo. Come possiamo darlo? Per esempio con tutti i rapporti con i paesi dei Balcani. Di cui oggi ho fatto l'incontro con il segretario generale di ICE, su cui vogliamo sviluppare sempre di più un rapporto stretto con quell'area. Perché? Perché voi avete visto, e ritorno sempre alla questione dei collegamenti, quando dall'altra parte del mondo, e cito esattamente la Cina, decide che i microchip non partono più per l'Europa, vuol dire che noi blocchiamo ogni impresa. Vuol dire che noi, l'elettrodomestico, ma qualsiasi cosa, chiude qualsiasi cosa. Noi possiamo permetterci che altri paesi, che magari di democratico hanno ben poco, girino la chiave e decidano che le imprese chiudono, che il lavoro non c'è più e che i diritti sociali spariscano, e quindi anche la democrazia non c'è più. Perché questa è la situazione. Noi siamo resi totalmente dipendenti da qualcun altro. Che non vuol dire, essere ben chiaro, non collaborare con questi paesi. Non vuol dire però avere una sicurezza che possa garantire questo spiegare. E anche questo, perché la politica è sempre un po' disinteressata? Perché ho la piena consapevolezza che domani non è che avrò la gente sotto la regione a dire evviva Federica che parla delle forniture e della filiera dei microchip. Capisco? Se domani invece vado a dire, come purtroppo avviene anche in questa regione, quella politica della terrore, della paura, salviamo la sanità, dopo magari se volete facciamo passare su quello, c'è qualche domanda, è molto più facile, si dà molto più facilmente alle persone, magari raccontando un sacco di base, ma si arriva molto più facilmente, ma la politica non può essere solo questo, anzi non deve essere questo, deve ritornare a prendersi la responsabilità e parlare anche delle cose complicate. Uno slogan è facile, mi rendo conto che questo discorso non si può fare ogni giorno, io vi ringrazio della pazienza, me ne rendo benissimo conto, però forse dobbiamo anche prenderci questa responsabilità. E dicevo, allora, che ruolo possono avere i paesi balcanici? Io mi rendo benissimo conto che alcuni pezzi di filiera a basso valore aggiunto non sono sostenibili prodotti in Europa, perché avrebbero dei costi troppo elevati. O l'Europa decide come fa con l'agricoltura, do dei contributi per produrre perché non è tutto strategico, legittimo, oppure si fa le politiche, scusate l'inglesismo, di nearshoring, cioè porto pezzi di produzione in paesi vicini,
che posso, oltretutto magari, avere diciamo, non voglio dire un'influenza, nemmeno un controllo, ma insomma un rapporto un po' più stretto, e avere quindi quelle garanzie di non trovarmi in situazioni estremamente difficili se qualcuno decidesse di fare una guerra magari diciamo atipica, ma dicendo andando a fermare le produzioni strategiche, non solo strategiche, ma le produzioni di un intero continente, di un intero paese. Noi come regione possiamo mettere il nostro piccolo tassellino e andare ovviamente a rafforzare i rapporti con questi paesi e invogliarli a collaborare con le nostre filiere produttive, perché storicamente il Friuli Giulia ha rapporti con questi paesi, perché naturalmente, anche vista la posizione geografica, possiamo essere veramente il ponte. Non a caso io sono andato per esempio nei Balcani occidentali, sono andato in Albania, sono stato in Bosnia Erzegovina, anche con te, su cui, anzi su cui possiamo veramente tessere dei rapporti importanti strategici. Questa è la linea che sta portando avanti ovviamente con tutta poi la quotidianità e anche le complessità che stanno portando avanti la quotidiana Regione Friuli Giulia. Cerchiamo di farlo con la massima serietà possibile, con gli errori che facciamo ovviamente quotidianamente e cerchiamo di correggere, ci auguriamo anche con le cose buone che cerchiamo di portare a casa e con numeri che premiano. Chiudo solo una cosa. Prima ho parlato di turismo e devo dire che i numeri stiamo premiando molto. Dicevo, abbiamo avuto, voi pensate, anche un po' per fortuna, perché la neve in Austria quest'anno è andata malissimo, da vincere un po' di più. Quest'anno abbiamo avuto in inverno un più 40% di presenze, è una cosa enorme. Stiamo implementando ogni anno le presenze e anche questo dobbiamo ovviamente migliorare la recettività. Andrei troppo lungo, però abbiamo avuto dei risultati importantissimi. Così come stiamo avendo sugli investimenti internazionali e così sulla crescita economica. Noi siamo stati una delle regioni che post-Covid è cresciuta più di tutte e io questo lo vedo, e chiudo veramente, perché vi do anche un'altra cosa che ho scoperto facendo il presidente di regione, che tante volte io vedo 1000 centri studi che fanno proiezioni, che dicono quanto è stata la crescita l'anno prima ed altro, e devo dire che ho scoperto una cosa, che ogni tanto ognuno dice la sua, e che i dati sono estremamente parziali. Qual è il metro che utilizzo in modo più oggettivo possibile per capire la salute economica della regione? Le entrate che noi abbiamo. Noi siamo una regione che vive di compartecipazioni, non di trasferimenti dallo Stato. Quando vedo ogni anno le entrate che aumentano, significa o che ho aumentato le tasse, che non le ho aumentate, o che sono aumentate la platea che paga i contributi, che paga le tasse. Quindi abbiamo maggiori attività economiche. Noi abbiamo avuto un incremento, voi pensate, e chiudo veramente, che io ho fatto quando sono arrivato in Regione Friuli Giulia, non avrei mai pensato di poter dire questo dato, ve lo dico. Io penso di fatto, anzi, penso di essere fortunato, però penso che anche le misure che abbiamo fatto abbiano funzionato. Io quando sono arrivato ho approvato un bilancio Regione Friuli Giulia da 2018 su 2019, quindi bilancio 2019, di 4 miliardi e 100 milioni di euro. Bilancio 2024 su 2025 è stato di 6 miliardi e 2. Vorrei sapere qual è il pubblico un aumento di bilancio del 50% in 6 anni. Vuol dire che è una regione che ha corso e questo è frutto non di un'amministrazione regionale, ma di una comunità regionale che evidentemente ha remato insieme, è stata in grado di crescere e a cui noi vogliamo dare, nel limite del possibile, tutto il supporto possibile. Grazie mille. Ti ringrazio insomma perché per l'incontro di questa sera, perché comunque del tutto divulgare il valore dell'AIOS è sempre una cosa molto importante nella società di oggi, insomma, quindi grazie per il lavoro che stai facendo. Dopodiché anche Tortonelli, l'entusiasmo che ci ha presentato a Porto Vecchio è una cosa straordinaria, un'opera veramente importante. Io questa sera ho respirato veramente ossigeno, insomma, no? Però poi l'ultimo parte del discorso del Presidente, molto lucido, mi ha riportato nella realtà, perché abbiamo vissuto veramente un momento importante, nel senso che veramente noi abbiamo bisogno in Europa di questi progetti, abbiamo bisogno veramente di progetti, l'Europa ha bisogno di rilanciarsi, siamo praticamente stretti per due morsi, come diceva il Presidente, tra l'Asia praticamente l'America. L'Europa ha bisogno di un grande risveglio, l'Europa ha bisogno di un grande risveglio industriale, ha bisogno di un grande risveglio progettuale, perché le cose si fanno con le idee. Come avete visto, insomma, io penso che questa opera viene dalle idee, dalla voglia di fare,
diciamo, da iniziative, quindi le cose si possono fare. Io penso che l'Europa abbia bisogno, Presidente, di un grande progetto industriale, perché sicuramente fino adesso abbiamo avuto, diciamo, il problema del Green Deal, abbiamo capito che era un progetto legato puramente ai problemi ambientali, adesso abbiamo il problema del riarmo, sicuramente è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione e sono perfettamente d'accordo che dobbiamo imparare comunque a difenderci, questo dobbiamo essere autonomi nella nostra difesa sicuramente, ma abbiamo bisogno in Europa anche di un grande progetto industriale. Dobbiamo essere lucidi in questo, non possiamo essere presi solo dalle emozioni, perché a un certo punto cavalchiamo il Green Deal e quindi la politica radicale, a un certo punto dobbiamo essere rivolti al riarmamento, dobbiamo penso a portare avanti una politica lucida e pensare anche al futuro e pensando al lungo periodo portando in campo un grande progetto industriale. I soldi, mi sembra di aver capito, ci sono, quando servono vengono stanziati e quindi penso che portare avanti un grande progetto possa aiutare, diciamo, l'economia europea a guardare a un futuro molto più autonomo e tranquillo senza dipendere, diciamo, da queste grandi forze che rischiano di schiacciarsi. Grazie comunque Presidente per questa lucida analisi che hai fatto anche sui Balcani, molto interessante, grazie. Nessun altro intervento? No. Bene, credo che sia stato. No, Regolo, me l'ha chiesto. Però posso aggiungere solo una cosa, che hai detto tanti progetti si possono fare, noi abbiamo un problema europeo e italiano, anche un serio problema di regolamentazione. Noi rischiamo di diventare come Europa il continente delle regole e Cina e Stati Uniti continenti delle produzioni. L'esempio su tutti, intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un magnifico regolamento europeo. Peccato che ha tolto la possibilità di investire di fatto in un progetto di grande innovazione di intelligenza artificiale perché è troppo rigido. Giusto di principio, ma troppo rigido. Ma voi sapete qual è il risultato? Che stanno sviluppando in Cina, in India, negli Stati Uniti. Ma di più, quelle tecnologie penetreranno in Europa fuori da qualsiasi controllo europeo. Già oggi, voi pensate, iPhone ha introdotto l'intelligenza artificiale da autunno dello scorso anno negli Stati Uniti, perché in Europa è troppo complicato, forse ad aprile cominciano le prime parti. Bene, se voi oggi prendete un iPhone 15 Pro o 16, perché quelli si possono utilizzare, lo registrate sullo store americano, semplicemente sull'Apple Store americano invece che quello italiano, e mettete lingua americana, utilizzate l'intelligenza artificiale americana, senza alcun tipo di controllo, ma da casa vostra, in Italia e in Europa. Vi sembra normale? Allora forse è meglio una regola un po' meno perfetta, ma che funzioni, che favorisca la produzione nel nostro continente. E questo nel grande, ma pensate nel piccolo, avete un grande investimento che siete riusciti a fare, con enormi difficoltà. Prima Luciano parlava della sovrintendenza, io sono impazzito su sta roba, perché io quando ho dato le indicazioni di Porto Vecchio anche nel progetto, ho detto dovete chiamare un grande architetto, perché noi non siamo il pubblico, e noi passiamo come amministratori, ma l'investimento che facciamo deve essere un arricchimento del territorio. E allora facciamo sì che ci sia un'opera architettonica di valore, che non sia, come posso dire, è stato fatto via Saladini a Udine, che di valore aveva poco, perché è stato un prefabbricato. Ho detto noi dobbiamo con l'architettura valorizzare e dare valore a quel territorio. Quindi mischiamo quelle fatte a Berlino, l'architettura moderna con il magazzino antico. Valorizziamo il territorio, è stato impossibile. Il risultato è ripitturata e lasciate tutto come era prima. E non stiamo parlando della Cappella Sistina, stiamo parlando dei magazzini, che stanno nel 1800 dei magazzini. Ma dico, perché in Italia non si può fare quello che fanno a Berlino, che dà un valore enorme a un territorio? Fa turismo, fa vedere magari una struttura, quanti vanno a vedere magari un edificio bello e da vedere con valore culturale? Impossibile. Voi sapete le lotte che stiamo facendo. Non a caso io ho chiesto la competenza come regione della sovrintendenza, ma ho paura che il Ministero della Cultura difficilmente ce l'ha, però la Valdosta ce l'ha, ho chiesto da noi per cercare di farli entrare. E questo vale per il pubblico, sicuramente per il privato che fare con la sovrintendenza. È più complicato. E non vuol dire che non siano grandi professionisti, sono bravissimi professionisti. Però da questo non si può avere anche la visione di capire che sia un investimento anche privato che ci mette magari il proprio denaro e vuole fare un'opera di valore e non essere
e non essere così discrezionali, perché oggi come funziona la sovrintendenza? Ma c'è una tabella dove ci vuole fare? No. È discrezionale, sì, a me piace, a me non piace così. È un po' difficile pensare di favorire gli investimenti veloci ed efficaci nel nostro territorio, se continuiamo così. Bene, è stata una bella serata. Una domanda. Presidente, condivido tutto quello che ha detto stasera, anche sulla crescita chiaramente del Paese, della Regione. Siamo cresciuti molto turisticamente, questo porta dei grandi risultati, però un grosso problema da affrontare, e lo sappiamo, ha parlato adesso di regole, è la burocrazia. Burocrazia asfisiante, che certamente non fa bene alle aziende, rende tutto molto difficoltoso, inarrivabile e non competitivo verso gli altri paesi europei, perché arriviamo ad avere i finanziamenti in breve tempo, però sviluppare in lungo tempo, questo non va bene. Secondo lei cosa dobbiamo fare? Sono veramente breve. Allora, no, prima un messaggio positivo e poi quello che bisogna fare. Il messaggio positivo è che noi, siccome a livello burocratico non siamo competitivi per nulla oltreoceano, gli Stati Uniti sono competitivi, con tutti i limiti che hanno gli Stati Uniti, perché poi è un modello sociale molto, non pensiamo che la sera all'Eldorado. Vedevo un servizio dove per due ragazzi che hanno avuto un figlio con l'assicurazione sanitaria pagata hanno dovuto pagare 11.000 euro per partorire alla fine, perché il costo dell'operazione era del parto 33.000 dollari, l'assicurazione non copriva tutto, hanno dovuto 11.000 dollari, l'ho messo loro per partorire. Quindi non è tutto oro e fiore, però sicuramente dal punto di vista burocratico noi siamo competitivi. Rispetto agli altri paesi europei invece non sarei così triste, cioè non sarei triste perché non siamo competitivi, ma anche loro non sono. Parlavo con gli investitori in Francia, c'è una burocrazia complicatissima anche lì, non pensiamo che gli arrivi questi. Ma qual è il problema? Io ho fatto 10 anni da parlamentare. La nostra legislazione, a cui poi anche le regioni e gli enti locali devono sottostare, nazionale, è incentrato con un modello culturale, dopo possiamo entrare nel particolare, con un modello culturale dove dobbiamo fermare chi delinque. Cioè non dobbiamo agevolare chi si comporta bene, dobbiamo fermare chi delinque. Il risultato crei una rete talmente fitta che secondo me intanto chi delinque è molto più furbo e quindi si distriga, ma chi invece vuole agire onestamente è totalmente bloccato. Questo è un discorso generale facile da fare, come penso sia necessario agire. Prendere procedura per procedura. Non possiamo, quando si parla semplifichiamo, è una presa in giro, se sei generalista. Io dico sempre alle imprese, ai cittadini d'altro, segnalatemi dov'è l'invito, cerchiamo di intervenire. Perché quando parliamo di semplificazione, da quanti anni sentiamo parlare di semplificazione? Risultato poco o nulla. Poco, non dico niente, ma poco o nulla. Allora cominciamo a prendere pezzo per pezzo, sapendo che sarà un lavoro complicato e lungo, ma andarlo a smontare, perché altrimenti ci contiamo qua il prossimo anno, fra 5 anni, proprio da due a dire quanto è importante semplificare. Abbiamo semplificato niente, quindi bisogna essere molto realisti, non promettere la luna e lavorare passo per cercare di raggiungere l'obiettivo. È l'unica via che vedo. Mettendoci in discussione noi stessi, regioni, comuni, per primi, sapendo che però la parte del leone lo fa lo Stato nazionale, perché noi ad esempio alcune procedure non possiamo modificarle, perché dobbiamo stare dentro i paletti nazionali che non ce lo permettono. Però facciamo la nostra parte, ognuno faccia la sua, magari pian pianino anno dopo anno poi cosa portiamo a casa. Altre domande che non dico che è una bella serata, magari si comunque sì, appunto, intanto c'è Alessandra del Portonat che ci aspetta, siete ospiti del club e del presidente, quindi chi altri impegni no, però chi può venire è organizzato, non è una cosa speciale, c'è un prosciutto naturalmente buono, un pedolino a prosciutto, un dolcetto, questo è il menù della serata. Io ringrazio il Presidente, ringrazio Luciano che è stato, insomma, oltre alla nomina anche questa serata veramente bella. Spero che i miei soci del mio club siano contenti. Dopo 20 anni che non ho fatto niente, ho recuperato negli ultimi 6, ho fatto 3 volte Presidente in 6 anni, ho recuperato. Adesso è il momento del gadget finale nostro, cos'è quello del sindaco. Abbiamo fatto, oltre a Guidoncino, da San Agnelli non si può andare via senza quanto prosciutto, e poi ho messo 2 libri di un nostro socio onorario, Angelo Floremo, ha fatto un libro, piccola storia sentimentale
sui Balcani, che è molto divertente. Io fra l'altro sono un mezzo balcanico, perché mia madre era di Pago, quindi sento particolarmente alcune cose, infatti siamo Dalmata in Friuli, Giorgio, quindi dico sempre Iure quando scrivo. E l'altro è sul Friuli, anche enogastronomico. E questo, non tanto il Presidente, Grazie mille. poi anche Luciano. Grazie di tutto, naturalmente volevo fare anche scouting, ho chiesto più volte se decide di entrare come socio che davanti a tutti, assieme a tutti gli amici che abbiamo invitato, anche tutti i sindaci, sarebbe l'orgoglio di fare un event sempre importante. Com'è stato 50 anni fa? Noi che siamo di eredi di questi fondatori dobbiamo fare veramente meglio, tutta la mia parte. Ok, grazie ancora. Quindi adesso posso suonare la campana, la ceremoniere dovrebbe. Suona la campana e chi può venire ci aspetta, tutti quelli che ci siamo, il locale del